una importante fiera caccia e pesca. L'assessore regionale alla caccia sta facendo una serie di iniziative importanti per la caccia. Abbiamo presentato recentissimamente alle associazioni, ma lo porteremo anche in giunta regionale, il nuovo calendario venatorio, e parallelamente a questo portiamo avanti anche tutta una serie di iniziative per aumentare il livello scientifico di questo settore. Sulla pesca c'è notevole fermento anche dal punto di vista delle associazioni, e lì noi dovremo in qualche maniera trovarci con loro per definire la strategia per i prossimi anni. È una fiera che è già partita alla grande, i parcheggi sono pieni, ci sono tante persone che in questo momento stanno visitando la fiera, e oggi il focus è partito alla grande con una degustazione anche del pesce pescato locale, grazie anche a una collaborazione con l'ENAIP di Longarone. I ragazzi stanno facendo appunto in questo momento assaggiare il pesce così com'è, nella sua interezza. Una fiera questa che è ricca di appuntamenti, che guarda al mondo della caccia, al mondo della pesca, ma anche a tutte quelle attività che si possono svolgere in natura, quindi all'aperto, e abbiamo la fortuna in provincia di Belluno di avere ancora tanti spazi a disposizione dove poterlo fare. La caccia e pesca natura rappresenta una delle nostre straordinarie tradizioni, quella della caccia e della pesca. Io non conosco ambientalisti più seri e più veri di cacciatori e pescatori, coloro i quali da sempre tutelano l'ambiente, ce l'hanno regalato così come lo vediamo, gestiscono la fauna selvatica e contribuiscono al mantenimento di uno straordinario scenario che chi si affaccia dalla fiera può vedere. È un evento importante per la provincia di Belluno, per la fiera in particolare, per il comune di Longarone ovviamente, che accoglie questa importante manifestazione. Credo sia un buon segnale per il territorio della provincia di Belluno vedere così tanta gente che frequenta questi spazi. Sappiamo che in questo momento c'è una difficoltà strutturale all'interno della società della fiera, e cercheremo nelle prossime settimane di fare in modo che una fiera come questa possa proseguire, anzi se ne siano anche delle altre, per fare in modo che la struttura rimanga aperta anche per i prossimi anni. Ma devo dire che mai forse come quest'anno c'è un grandissimo entusiasmo e effervescenza per una fiera che ormai è diventata l'unica rimasta del Triveneto, e quindi c'è grande partecipazione. Devo dire che qui c'è un grandissimo lavoro dietro, soprattutto che vede protagoniste le istituzioni, con la Regione e la provincia di Belluno in primis, oltre a Veneto Agricoltura, e tantissime riserve di caccia, bacini di pesca che contribuiscono attraverso eventi, momenti anche di coinvolgimento delle scuole, a far conoscere questo mondo, che è un mondo di appassionati, ma che è un mondo che è rivolto a chi vuole tutelare e valorizzare il nostro territorio. Abbiamo l'onore oggi di essere qui presenti a Fiera Longarone con il nostro stand di Veneto Agricoltura. Abbiamo iniziato tanti anni fa a dare supporto nel settore primario all'agricoltura di montagna, ma come tutti gli enti regionali hanno trovato un'evoluzione e un'integrazione di competenze, tra le quali adesso noi ci occupiamo dei CRAS, ci occupiamo di pesca, e oggi quindi abbiamo l'opportunità di mostrare a chi verrà a visitare la fiera quelli che sono gli attrezzi per il contenimento dell'invasione del granchio blu nella parte lagunare, e abbiamo la possibilità di andare a vedere quelle che sono le attività che svolgiamo al CRAS per la tutela della fauna selvatica. E anche stamattina abbiamo presentato il progetto del gatto selvatico, dove con il supporto del nostro personale, la professionalità dei nostri tecnici, siamo riusciti a immettere un cucciolo di gatto selvatico nel nostro territorio, quindi con soddisfazione, perché noi andiamo a incrementare, a favorire l'incremento della biodiversità, ma soprattutto anche del ripopolamento con specie che erano scomparse. Fondazione Una nasce nel 2015 per mettere insieme mondi diversi, il mondo agricolo, il mondo venatorio, il mondo ambientalista e quello scientifico-accademico, su progetti comuni per la difesa dell'ambiente, la tutela del territorio e la salvaguardia della biodiversità. Abbiamo partner in questi 10 anni molto importanti, da Coldiretti, Federparchi, abbiamo le associazioni venatorie che fanno parte come soci fondatori, il CNCN, l'Università degli Studi di Urbino, ma abbiamo anche una proiezione internazionale, siamo soci della UCN, che è l'organizzazione
mondiale più importante per la difesa dell'ambiente, facciamo parte della Mountain Partnership della FAO. Facciamo tantissimi progetti, quelli più importanti sono Selvatici e Buoni per la tutela e la valorizzazione delle carni di selvaggina e Paladini del territorio, che mette a fattor comune tutto il lavoro che viene fatto dai cacciatori nei territori per attività di ripristino ambientale e attività rivolte al sociale e alle fasce più deboli della nostra comunità. Insieme a Fondazione Una stiamo sviluppando dei progetti per la valorizzazione delle carni selvatiche e della loro filiera. Le carni selvatiche sono un dono speciale che ci fa la natura, perché sono carni sostenibili, sono carni particolarmente sane, salubri e salutari per le loro caratteristiche nutrizionali, e sono carni che dal punto di vista organolettico hanno delle straordinarie proprietà che le rendono un prodotto che può davvero soddisfare tanti gusti, tante esigenze e tanti approcci a livello gastronomico, non solo quelli delle ricette tradizionali, ma anche quelle più innovative. Le carni selvatiche ci consentono di parlare di alcuni valori, la sostenibilità, la qualità, la salute, sia all'interno dei mondi venatori, sia sono un linguaggio universale, quello del cibo, che ci consente di raccontare la parte bella, la parte sana, una filiera regolata, intelligente della caccia anche a chi non si occupa direttamente di caccia. E tra l'altro le carni di cui parliamo noi sono carni che derivano dagli animali a vita libera, e è rigorosamente importante che derivino da una filiera operata e gestita a regola d'arte. È una fiera che veramente interessa tantissimi appassionati della zona e non solo. Noi siamo felici di partecipare. Il nostro negozio presenta una vasta gamma di prodotti dalla A alla Z per tutto quello che è il mondo caccia e natura, e vi aspettiamo volentieri anche i prossimi anni, perché ci dà grande soddisfazione. Siamo qui in fiera per presentare l'azienda, diciamo, per i nostri animali tipici, quindi gli ungulati che sono in Appennino, quindi cinghiale, daino, cervo e capriolo. E presentiamo anche, diciamo, la nostra parte all'estero, che noi seguiamo la caccia all'alce in Estonia, quindi facciamo un po' di pubblicità, diciamo, anche per quel settore. L'azienda sono 1200 ettari e molta presenza di tutti e quattro gli ungulati, soprattutto di daino. Infatti è un'azienda dove ogni anno ci sono almeno 3 o 4 medaglie d'oro come trofeo di daino, e sono presenti anche dei gran bei cervi. 5 edizioni precedenti erano state fatte sotto leggi della provincia a Villa Paz, ma qui abbiamo trovato la sede più idonea per un'operazione sostanzialmente di trasparenza, cioè mostrare ai nostri concittadini e a tutta la cittadinanza quello che facciamo nel gestire quello che è un patrimonio, una ricchezza comune, che è il patrimonio faunistico della nostra provincia. Facciamo le cose nel miglior modo possibile, seguendo i dettami dell'ISPRA, che è l'organo scientifico nazionale che detta i criteri per la gestione della selvaggina, sotto il controllo dell'amministrazione provinciale come è per legge. La gestione della fauna selvatica viene fatta in base a censimenti, quindi a valutazioni di consistenza, e secondo appunto i criteri tecnici dettati da ISPRA, noi preleviamo per sesso ed età, quindi scegliendo i capi, in maniera da non interferire sulle dinamiche delle popolazioni naturali, ma di contribuire a renderle più sane e più equilibrate con gli ecosistemi. Ma vi aspettiamo anche con i nostri prodotti gastronomici, non solo tutti i cacciatori, ma tutti i cittadini della provincia, tutti gli interessati anche delle province vicine, a visitare questa magnifica fiera e a visitare la nostra festa, dove appunto potrete vedere quello che abbiamo fatto con l'esposizione dei trofei, ma potrete anche gustare qualcosa di buono e passare una giornata felice in allegria.